Costa Bianca Estate il teatro riprende la sua attività dopo un restyling, ma sono tante le iniziative non solo al Teatro Costa Bianca, ma anche in piazza e nei vari luoghi, Scala dei Turchi, eccetera. La cosa importante di questa stagione, e che non accadeva da decenni, è che l'intera manifestazione viene finanziata da fondi di buona amministrazione che arrivano dall'esterno, quindi non graverà sul bilancio comunale quanto a 35.000 euro per un'attività, una transazione fatta appunto da questa amministrazione, e per un altro importo per 10.000 euro per una Bella Sicilia a seguito appunto di finanziamenti di tipo regionale ed altri finanziamenti. Sì, dopo 30 anni il teatro rivive, riprende la sua marcia e nel modo migliore, perché ci sono state una serie di attività, una più bella dell'altra, diverse, composite, ma che sottolineano la bellezza di questo teatro, e l'attività di questa sera ne è un grande esempio, dove appunto viene coniata la cultura, l'arte della musica, della recitazione, della scenografia, della scrittura, la memoria, il patrimonio, e insieme in squadra si fa il futuro con i Lions. Io come primo cittadino sono molto soddisfatta, perché anche in piazza con le attività della nostra carricacina stiamo andando bene, con diverse attività appunto composite, con le manifestazioni identitarie tipo San Calogero, con la pubblicazione e la presentazione di libri, la festa dell'editoria, sfilate di moda che si faranno a breve, Bella Sicilia appunto, che è una sagra a tutti gli effetti di prodotti enogastronomici, insomma musica, abbiamo avuto i cugini, i teppisti dei sogni, abbiamo avuto Gerardina Trovato, tanti ragazzi musicali, il DJ contest, insomma tantissime attività. Peraltro quest'anno abbiamo anche riaperto la Scala dei Turchi, seppur in modo contingentato, e dopo 10 anni l'abbiamo acquisita a titolo gratuito, dopo soli 3 mesi abbiamo avuto una legge regionale che ha istituito la fondazione, e dopo appena 5 mesi dall'acquisizione l'abbiamo riaperta, nell'ottica però di una fruizione che non è impattante. Ecco, si può godere della Scala col mai Scala dei Turchi, si può ammirare la bellezza del Mediterraneo sulla Marna, ma senza calpestare la sua, scalfire, ecco, la sua fragilità. Quindi si può, come vedete, si può fare se si vuole fare, e potrei dire tante cose: dopo 40 anni il piano del regolatore generale, dopo 30 i concorsi, dopo 10 appunto la Scala, abbiamo avuto circa 10 milioni di finanziamenti vari, insomma siamo veramente nella strada della bellezza, della legalità e della cultura. Abbiamo illuminato tutte le vie, e questo, da ultimo appunto con l'illuminazione, di questo c'è segno tangibile e concreto.